Buongiorno, stiano comodi, prego. Noi siamo pronti, sì, vediamo di attuare il collegamento e diamo atto alla presenza degli avvocati Pierluigi Patalia e Carmelo Calì e Curcuruto e dell'avvocato Amato. Gli avvocati Antille e Franco Russo, l'avvocatessa Danna, l'avvocatessa Dionisi, l'avvocato Catania. L'avvocato Curcuruto sostituisce il difensore al momento non presente in aula. Il signor Giammarini è al suo posto, buongiorno. Presidente, scusi. Buongiorno, Presidente. Presidente, scusi. Presidente, l'avvocato Curcuruto, io forse più tardi mi devo allontanare. Ce lo fa presente, sì, al momento in cui si allontanerà penso che saranno sopraggiunti i suoi colleghi. Il signor Giammarini, possiamo procedere, pubblico ministero? Presidente. Sì. E allora ci dovrebbe introdurre la Barbera, sì. Presidente, l'avvocato Patalia, sì. può stare seduto? Certamente. Presidente, io vorrei avanzare una richiesta istruttoria. La facciamo in proseguo, avvocato. Se Presidente è perché possibile, sono... è in relazione alle risultanze dibattimentali dell'esame del Pattarino. Non c'è preclusione. No, siccome dovrei allontanarmi per andare a un processo al Tribunale di Catania, se potevo fare questa richiesta istruttoria magari appena arrivava qualche collega mi allontanavo. Se lei ritiene che posso farla adesso. Io ritengo che queste cose dovrebbero essere fatte in un unico contesto, in modo da raccogliere i pareri di entrambe le parti e che la Corte possa decidere. Penso che dovrà essere rinviata alla ripresa pomeridiana questo problema. Forse non potremmo essere presenti. Va bene, la farà allora prima di allontanarsi. Presidente, sì. Presidente, mi scusi, sono Giammarini. È presente l'avvocato Mistico, difensore del collaborante. E dov'è, signor Giammarini? In sostituzione dell'avvocato Ligotti. Sì, ma dov'è? Dov'è l'avvocato? Mistico. Sì, Presidente, buongiorno. Sono l'avvocato Nistico in sostituzione dell'avvocato Ligotti. Ci sono osservazioni su questa, diciamo, novità, il fatto che il difensore sia nell'aula anziché essere in quest'aula? Noi non ci abbiamo posizione. Presidente, Bene, va bene allora. purché sia visibile anche a noi. Sì, lì di fronte a noi. Perfetto. Allora si può introdurre il signor La Barbera. Perché ci sono obiezioni? Presidente, mi scusi. Il collaboratore aveva espresso il desiderio di, se ci fossero delle telecamere in aula lì a Catania, se potevano essere girate e non inquadrare il monitor. Non ci sono telecamere, avvocato. Va benissimo, grazie. La cella? La cella 5, per favore, mi date la connessione? Presidente, buongiorno, sono Quattrocchi a Fredo, vorrei fare una nomina all'avvocato. Signori, le nomine nuove degli avvocati o revoca della revoca fatte nell'apposito modello all'ufficio matricola, avete tempo sino a Che mercoledì. purtroppo ieri sera hanno detto Perché di qui no. se dobbiamo raccogliere le dichiarazioni di tutti se ne va troppo tempo che dobbiamo dedicare ad altre Sì, cose. però, signor Presidente. Scusate, sino a mercoledì prossimo siete difesi dagli stessi difensori che avevate prima. E secondo problemi la matricola di difesa, non c'è tempo. come avete visto all'udienza di ieri, non ce n'è. Avete tempo sino a mercoledì per farlo all'ufficio matricola. La cancelleria darà comunicazione all'ufficio matricola del carcere di raccogliere queste dichiarazioni.
Presidente, mi scusi, Sì. sempre io. Sì. Se posso fare oggi pomeriggio la richiesta istruttoria, quindi alle 16:30, posso allontanarmi dall'aula, nomina qualche sostituto processuale, per favore. Il sostituto lo deve nominare posso nominare lei? io? Sì. L'avvocatessa L'avvocatessa Danna, sì. Per le richieste istruttorie abbiamo tempo, cioè assegno tempo sino a tutta l'udienza di oggi, sino alla fine dell'udienza di oggi. Quindi anche sino a quando ci sarà l'udienza, nel pomeriggio, sino a stasera. Presidente, buongiorno. Buongiorno, il signor? Presidente, mi scusi. Sì. No, solo volevo dirle. Allora, per segnalarle una questione che riguarda ordinanze precedenti della Corte, ne trattiamo durante l'intervallo? Sì. Allora abbiamo presente il signor La Barbera Gioacchino, nato? nato da Altofonte il 23/11/1959. Sì. Presente il suo difensore di fiducia, mi pare? È il sostituto dell'avvocato Luigi Ligotti. Sì. Lei, signor La Barbera, intende sottoporsi all'esame? Il pubblico ministero può procedere. Diamo atto alla presenza dell'avvocato Romano. Presidente, se si potesse chiedere al segretario di sedersi e di stare, perché in continuo movimento e scompare dal video. Il signor credo che abbia Giammarini, capito. anche se si alza, ci deve dare assicurazione che non si allontana dall'aula. Presidente, ero soltanto fuori campo. Sì, appunto, dato che c'è un campo limitato, lei deve darci assicurazione che anche se si alza rimane nell'aula. Oppure, se se ne allontana, di dircelo in modo che sospendiamo. Allora, pubblico ministero. Signor La Barbera, innanzitutto volevamo sapere da quanto tempo lei ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria. Signor Pede. A novembre del 93. Dovrebbe parlare più forte. Al novembre del 93. Novembre del 1993. Quando è stato arrestato per l'ultima volta? Il 23 marzo del 93. Lei ha fatto parte di organizzazioni criminali? Faccio parte di Cosa Nostra dal 1981, della famiglia di Altofonte, mandamento San Giuseppe Iato. Mandamento? San Giuseppe Iato. Quindi lei fa parte della famiglia di Altofonte e del mandamento di San Giuseppe Iato, è così? Sì. Ripeto ogni tanto perché non sempre la voce giunge chiara. Chi era il capo della famiglia di Altofonte? Al momento del mio arresto, dall'81 a ora. Sì, o comunque al momento del suo arresto. Perché al momento del suo arresto. C'era una reggenza. Perché la famiglia era sotto il mandamento di San Giuseppe Iato. C'era la famiglia, ma non c'era un rappresentante effettivo. Ecco, chi era il reggente della famiglia? Gioia Antonino. Mentre il capo mandamento chi era? Giovanni Brusca. Ecco, anche se per lei queste nozioni sono ovvie, e per la Corte non lo sono, quindi mi dovrebbe dire la distinzione tra la famiglia e il mandamento. Che cos'è la famiglia e che cos'è il mandamento? A mandamento fanno parte più famiglie. Nel nostro caso Altofonte, Monreale, San Giuseppe, San Cipirrello, Pioppo e Piena degli Albanesi. Lei attualmente è stato rinviato a giudizio per qualche reato? Io sono ancora in attesa di giudizio.
per 416 bis e la strage di Capaci. Per la strage di Capaci cosa le è stato contestato? Vogliamo sapere soltanto questo. Faccio parte di uno degli esecutori materiali. Lei nel corso degli anni in cui è stato inserito nella famiglia di Altofonte ha avuto modo di avere contatti con ambienti criminali catanesi? Sì, i primi contatti li ho avuto all'inizio del 92, quando sono ritornato. Mi spiego meglio, io nel 90 sono andato a lavorare fuori, a Nord Italia, e sono ritornato appunto nell'inizio del 92 e ho conosciuto dei catanesi che venivano spesso ad Altofonte per incontrarsi con Giovanni Brusca. Chi erano questi catanesi che venivano ad Altofonte per incontrare Giovanni Brusca? Classicamente venivano Enzo Aiello e Eugenio Galea. Sono soltanto queste le persone che venivano ad Altofonte? All'inizio del 92, poi era frequentato anche da Santo Mazzei, verso a metà del 92. Metà? 92. Del 92. Lei era presente agli incontri che avvenivano con l'Aiello, con il Galea, con il Mazzei? Sì, spesso. Spesso. Lei ha detto poc'anzi, prima di ritornare a questi incontri, che ha lavorato nel nord Italia, mi pare di aver capito. In che periodo ha lavorato nel nord Italia, che tipo di lavoro e dove esattamente ha lavorato? Dunque io ci sono stato fuori dall'agosto del 90 agli inizi del 92. Venivo sottolineiamente da dicembre del 91, sono venuto sottolineiamente in Sicilia e poi definitivamente verso marzo-aprile del 92. Ecco. Avevo preso un subappalto per conto dell'azienda di Stato, Poste e Telecomunicazione. Azienda? Mi scusi, vuole ripetere il nome dell'azienda? Azienda Poste e Telecomunicazione, azienda di Stato, la posta per il cavo a fibre ottiche. Ho capito. E in quale parte del territorio nazionale ha lavorato? Più che altro nel Veneto, ho lavorato anche a Tarvisio e a Milano e a Livorno pure. E forse l'ha già detto, dico, in questo periodo in cui lavorava a Milano capitava comunque di scendere in Sicilia? Saltuariamente scendevo anche in Sicilia, sì. Ecco, ritorniamo ai contatti che ad Altofonte lei ha avuto con Enzo Aiello ed Eugenio Galea. Sa le ragioni per le quali l'Aiello e il Galea si incontravano con Giovanni Brusca? Solitamente loro si appartavano per i discorsi più importanti. Comunque il primo contatto che ho avuto io con Enzo Aiello e Eugenio Galea fu a un consorzio agrario che si trova prima di Catania. Sono andato io con Di Matteo Mario Santo per andare a ritirare delle pistole da consegnare a Brusca e a Bagarella. Questo è stato il primo contatto. Quindi prima ancora, mi scusi, prima ancora dei contatti ad Altofonte? Sì. No, è nello stesso periodo, perché l'ho incontrato un paio di volte a casa proprio di Di Matteo ad Altofonte, sia l'Eugenio che Enzo Aiello, e in quello stesso periodo mi sono recato a Catania in compagnia di Di Matteo per andare a ritirare queste armi. Ecco, dove le ha ritirate queste armi? In un consorzio agrario che si trova prima di arrivare a Catania, dall'autostrada. Ci sa dare qualche indicazione più specifica su questo consorzio agrario e sul punto
dell'autostrada in cui si trova? Presidente, scusi, c'è opposizione. C'è stato un suggerimento preciso del pubblico ministero sulla località ai fini dell'individuazione della stessa. Quale dirigenza può procedere? Può rispondere alla La domanda? risposta autostrada del pubblico ministero nel porre il quesito. Dico, sotto questo aspetto, quindi l'individuazione a questo punto è imminente, dico dall'indicazione fatta in sede di domanda. Scusate, può rispondere alla domanda la Barbera, l'opposizione rigettata. Posso dire questo, era vicinissimo all'autostrada e c'era uno scantinato giù, sotto il magazzino dove abbiamo ritirato queste pistole. Lei ha parlato... Che da Palermo porta a Catania, e il consorzio era vicinissimo all'autostrada. Che altro devo dire? Lei queste armi di cui innanzitutto ce le vuole descrivere quali e quante erano? Ma il numero preciso non me lo ricordo, solo che l'abbiamo nascoste nei sedili posteriori di una Mercedes. Di numero saranno state una trentina, 20-30 pistole corte comunque. Erano 38, 357, tutte armi nuove. Lei con chi si era recato a prelevare queste armi? Di Matteo Mario Santo. E l'auto a bordo della quale avete messo le armi a chi apparteneva? Apparteneva al cugino di Mario Santo, di Matteo, lo stesso si chiamava anche Di Matteo, che comunque non sapeva niente, è stata pressata come tante altre volte gli ha pressato. Si trattava di una Mercedes 230 coupé, che comunque altre volte Di Matteo gli aveva chiesto. Chi era? Il Di Matteo Andrea comunque non sapeva dell'uso che stavamo facendo. Chi era presente in quel momento in questo consorzio agrario? Persone che non conosco, cioè, per me l'avevo visto la prima volta, a parte l'Ensaiello, erano persone che vedevo per la prima volta. C'era un ragioniere, c'erano altre persone là che comunque non... Cioè l'Aiello era la prima volta che lo vedeva o l'aveva già visto altre volte? No, io ho detto rientra in quel periodo che l'avevo già incontrata ad Altofonte. Ho capito. E delle altre persone presenti non sa dare nessuna indicazione? No. No. Lei sa da dove provenissero quelle armi? Dopo un periodo che l'abbiamo ritirati, il Gioia Antonino mi ha raccontato che facevano parte queste armi di una partita che avevano comprato nelle parti di Bruxelles, che lo stesso Nino Gioesi aveva recato in compagnia dell'Aiello per andarla a contattare. E le avevano acquistate dove? Alle parti di Bruxelles. Quindi in Belgio? In Belgio, precisamente. Come mai voi vi siete rivolti ai catanesi per l'acquisto delle armi? Cioè, qual è la ragione per la quale vi siete rivolti ai catanesi? Guardi, gli ripeto, ho assistito a diversi colloqui, però quando si trattava di cose, a parte che è uno scambio di cose che avveniva per tante altre cose, chi aveva più possibilità di avere... Nel caso in cui servivano le armi si metteva a disposizione. Non è comunque, cioè come per un altro fatto poi avvenuto a luglio, se non ricordo male, a luglio del 92, il Brusca si era interessato ad avere delle armi e l'abbiamo fatte avere noi ai catanesi. Cioè era uno scambio di possibilità. Di possibilità. Ecco, lei accennava a un'altra occasione in cui siete stati voi a fare avere delle armi ai catanesi. Ci vuole un po' dire le circostanze di tempo, di luogo, le persone che sono state contattate, che
alle quali avete consegnato le armi? Tramite Gioacchino Calabrò di Castellammare del Golfo. Tramite Gioacchino? Tramite Calabrò di Castellammare del Golfo. Sì. Che conosceva una persona originaria appunto di Castellammare del Golfo, provincia di Palermo, che abitava a Teramo, un tale Gaspare Mione. Avevamo mi scusi la Barbera, dovrebbe ripetere perché abbiamo avuto qui un problema tecnico, quindi dovrebbe ripetere proprio questo discorso, l'ultimo discorso che aveva iniziato. Mi scusi per la verbalizzazione, un momento, l'avvocato Curcuruto, che era stato nominato come sostituto dei difensori non presenti, ha rappresentato che si deve allontanare e quindi nominiamo sostituto l'avvocato Fichera, mi pare. Procediamo, può rispondere il signor La Barbera. Sì. Tramite Gioacchino Calabrò di Castellammare del Golfo, che aveva una conoscenza con un tale Gaspare Mione, originario di Castellammare ma abitante a Teramo, che conviveva con una signora della Jugoslavia, aveva possibilità di avere armi, al che, parlando il Brusca con Aiello, gli ha detto che c'era questa possibilità di comprare queste armi. Nel luglio, le date anche se non sono preciso, comunque penso nel luglio del 92, ci siamo recati a Teramo, io con Nino Gioè, e poi ci è venuto a trovare anche Aiello, appunto per andare a contattare una partita di armi che si trovavano a Teramo. Fu in quell'occasione che Enzo Aiello ci raggiunse proprio là a Teramo e abbiamo comprato questa partita di armi che tramite l'Aiello abbiamo trasportato da Teramo a Roma all'ippodromo Capannelle, in cui conosceva lui una persona che aveva là dei cavalli. Come si chiamava questa persona? Riccardo di nome mi ricordo preciso. E li abbiamo lasciati là e poi si è interessato Enzo Aiello a farli avere in Sicilia. Ecco, ci vuole dire come l'Aiello poi si sia interessato di farvi avere le armi in Sicilia? Il modo non lo so, comunque l'abbiamo lasciati là, l'abbiamo nascosti in mezzo al fieno, appunto nel fienile di Sudale Riccardo, dopodiché noi ci siamo divisi, dopo un periodo è stato lui a farli pervenire a Palermo. E lei poi queste armi ha avuto modo di vederle a Palermo? Io li ho visti sia a Teramo, dove li abbiamo contattati, sia poi dopo quando sono arrivato a Palermo. Che tipo di armi erano queste? C'erano Presidente, bazooka, c'è opposizione, io dico ho consentito, aspetti, non mi sono opposto, non mi sono Scusi un attimo. finora, pur trattandosi di reati non contestati in questo processo e anzi di reati per cui si procede innanzi a sede giudiziaria diversa, territorialmente competente, perché mi rendo conto che può avere una valenza incidentale, comunque ci sono già delle dichiarazioni che sono passate, però l'ulteriore scandaglio mi sembra che non si inquadri in quelle ordinanze date dalla Corte sullo scandaglio stesso che si può fare rispetto a reati fine che non sono in contestazione. Si rigetta l'opposizione, non si ritiene incidentale l'accertamento ma attiene all'aggravante del reato contestato. Può procedere, può rispondere alla Barbera. Quindi di che tipo di armi si trattava? Ecco, si trattava di bazooka, bomba a mano, Kalashnikov e qualche pistola. E come quantità, quanti pezzi erano complessivamente? Come quantità c'erano non mi ricordo se erano 15 o 20 bazooka, tra cui qualcuno ce n'era particolare.
bombe a mano, se non mi ricordo male, un 25-30, le pistole non mi ricordo, comunque una decina, e i Kalashnikov, se non mi ricordo male, erano 6 o 7 Kalashnikov. Ecco, lei ha detto che si occupò del trasporto di queste armi in Sicilia, si occupò l'Aiello. Ecco, questa circostanza come le è nota? Perché il patto era proprio questo, che lui non aveva problemi a farla arrivare da Roma in Sicilia. Infatti da Teramo a Roma li avevo portati io, in compagnia dell'Aiello, del Gioè e dello stesso Miene Gaspari. Lei è in grado di dire quanto tempo sia passato da questo viaggio a Teramo e Roma e il momento della effettiva consegna delle armi a voi, a Palermo? Comunque, se non ricordo male, un paio di mesi. Cioè da Teramo a Roma subito. Sì, ho capito. Da Teramo a Roma, lo stesso giorno. Da Roma a giù è passato un po' di tempo. Lei conosce tale Menichetti Riccardo? Sì, l'ho conosciuto in fotografia. E chi è questo Menichetti Riccardo? Era una persona di conoscenza dell'Aiello che aveva uno o più cavalli all'ippodromo Capannelle di Roma. Con riferimento, lei ha parlato di un Riccardo di cui poc'anzi non ricordava il nome. Quel Riccardo che si era interessato per le armi è la stessa persona che oggi ha in questo momento indicato Menichetti Riccardo? Riccardo Menichetti, precisamente. Lei conosce Gullotta Giuseppe? Sì, l'ho conosciuto in un'occasione che è venuto accompagnato appunto dell'Aiello, è venuto in un appuntamento a Palermo, è venuto in compagnia, il Pippo Gullotta è venuto in compagnia dell'Aiello con una Mercedes Station Vego, appunto a Palermo. In quell'occasione il motivo perché è venuto è stato perché gli servivano altre armi, perché a quanto pare avevano subito un sequestro a Catania e gli servivano altre armi. In quell'occasione, a parte l'Aiello e il Pippo Gullotta, è venuto anche un autista con un camion a caricare le armi. Avevano un sottofondo sotto il ribaltabile appunto per il trasporto. In quell'occasione si sono portati dei fucili a canne mozze, un paio di Kalashnikov, qualche pistola e qualche bazooka. E dove li collocarono? Li collocarono sul sottofondo di un camion. Lei ha accennato al fatto che avevano avuto un sequestro di armi, sa dirci, ha avuto qualche altra indicazione su questo sequestro di armi? No, noi ero in compagnia di Brusca, l'abbiamo saputo dai giornali, ma dopo ce l'ha confermato Aiello che quelle armi che avevamo trovato, che poi avevano in una villa fuori Catania, non so il posto preciso, in una villa che abbiamo letto sul giornale che era di proprietà
di una persona che abitava in Germania, qualcosa del genere, che comunque il sequestro era appunto delle armi che appartenevano a loro. Lei sa il Gullotta se fosse inserito in organizzazioni criminali? Chi fosse il Gullotta? Io so che il Pippo Gullotta si interessava per tutto quello che riguarda nella zona di Messina. La zona? Di Messina. Ci siamo rivolti a lui, dico ci siamo perché ho assistito a un colloquio e poi me l'ha confermato Gioè, per quanto riguarda l'onorevole Martelli, che c'era un periodo che doveva venire appunto, non so perché, nella provincia di Messina, aveva un parente, che se c'è la possibilità di colpirlo si doveva colpire, si doveva ammazzare. E perché si doveva colpire l'onorevole Martelli? E dopo le restrizioni che c'erano state nel 92, l'articolo 41 bis, dove ha fatto quella conferenza in televisione, se c'è la possibilità si doveva colpire l'onorevole Martelli. Le ha detto in quell'occasione il Gullotta era assieme all'Aiello e ha parlato anche di un'altra persona che guidava il camion. Su quest'altra persona che guidava il camion ci sa dire innanzitutto se era un catanese o se... Il camion è targato Messina, mi ricordo benissimo. Era un camion tipo Fiat, ma l'autista non saprei, non so chi è. Lei si è recato in questo, come lo ha definito lei, consorzio agrario, ha avuto modo di recarsi in altre occasioni? Io un'altra volta ci sono andato a Catania per ritirare due telecomandi che appunto ci doveva fornire l'Aiello, che ha la possibilità di comprarli. E ce ne siamo andati a ritirare io col Gioè comunque era più avanti del consorzio, sempre prima di arrivare a Catania, sulla destra, non mi ricordo se è l'uscita di Motta Sant'Anassasio, non ricordo bene, posso anche sbagliare, in una piccola industria abbandonata. Avevamo già appuntamento là, che il Gioè conosceva bene il posto, e abbiamo ritirato questi telecomandi. Lo posso collegare dopo comunque la strage di Capaci. E come fa a collegarlo alla strage all'epoca successiva? La strage era avvenuta. E quella di Via D'Amelio? Non posso essere preciso, ma comunque penso prima della strage di Via D'Amelio, dopo quella di Capaci, per cui siamo a giugno. Mi scusi, chi era presente? Non ho capito esattamente il posto dove è avvenuta questa consegna. Lei ha detto era lei con Gioier. L'Aiello era da solo o era in compagnia? No, era in compagnia di due persone che comunque non... Uno me l'ha presentato che faceva parte a Cosa Nostra, me l'ha presentato come stessa cosa. Chi gliel'ha presentato? L'altro, che penso che era il fratello, non mi è stato presentato ritualmente. Come fa a dire che si trattasse di due fratelli? Perché l'ho sentito dire, ne ha parlato proprio Aiello. Ci sono fratelli, dice questo è un ragazzo a posto, ce l'ha presentato come Cosa Nostra, appartenente alla famiglia di Catania, non so un particolare ricordo. Per quelli che sono i suoi ricordi, ci sa dare una descrizione fisica di queste due persone? Se non ricordo male mi sa che l'ha chiamato di nome Filippo, se non ricordo male, sono ricordi che così vagamente. La corporatura era una corporatura robusta bassina, tutti e due fratelli che si somigliavano, uno all'età di 27-28 anni, un altro 32-33. E quella persona che fu chiamata, lei dice, se non ricorda male, Filippo,
era la persona che le venne presentata come la stessa cosa, o è l'altro fratello, quello che lei chiama l'altro fratello, a essere stato presentato? È quello che ci è presentato ritualmente. Cioè il Filippo sarebbe quello presentatogli ritualmente? Sì. E non ho capito la località, non ho capito cioè se questa consegna avvenne nello stesso consorzio oppure in un posto diverso, sia pure vicino. Un posto diverso, ha parlato di un posto diverso e ha detto che si trattava di un'industria abbandonata. Avvocato, la ringrazio perché non l'avevo, ringrazio per il suo intervento. Allora, a che distanza era questo posto? Magari mi esprimo male, è una piccola fabbrica, come la voglio chiamare, comunque Sì. c'era un capannone degli uffici prefabbricati, comunque era abbandonata, sicuramente, cioè almeno non stavano lavorando. Ecco, rispetto... L'aiello era in possesso delle chiavi per l'accesso a questa piccola fabbrica. Ecco, le chiedevo, dico, rispetto al consorzio, che distanza c'era? Gli ripeto, sono andato pochissime volte, 1 o 2 volte, era sicuramente prima di Catania, sulla destra sono sicuro, perché si intravedeva, dalla fabbrica si intravedeva pure l'autostrada, però non la so collocare a quanto... No, dico rispetto al consorzio. Rispetto al consorzio dopo, prima di Catania, dopo il consorzio prima di Catania. Per favore, telecamere stamattina niente, perché c'è il divieto del difensore e del collaborante. Quindi, se la stampa vuole stare in aula, ma la telecamera non deve essere attivata. Proseguiamo. La Barbera, mi scusi, cioè da chi era stato incaricato lei per recarsi a prelevare questi telecomandi? Era una sua iniziativa? No, c'era sicuramente un appuntamento, perché il Gioia sapeva benissimo il posto, a parte che si sentivano telefonicamente. C'era l'appuntamento appunto per ritirare, perché il Brusca aveva già incaricato l'Aiello a procurare questi telecomandi, per cui l'appuntamento già c'era, cioè voglio dire, era l'Aiello e il Gioia che si sentivano telefonicamente, e il Gioia già conosceva il posto dove ci dovevamo vedere e io mi limitavo a accompagnarlo. Poi ho visto che si trattava di 2 telecomandi, di 2, potrebbe essere 1, non lo so, comunque erano 2 macchineggi. Erano 2? 2 ingegni elettronici. Mi scusi, non ho capito, perché lei ha detto poteva essere 1, potevano essere 2, ma erano 2 congegni. Perché poi l'esperienza mi porta a questo, poteva essere una ricevente, una trasmittente o 2 telecomandi da completare, perché poi siccome 2 telecomandi l'ho portati a Palermo a Salvatore Biondino per perfezionarli. Questi telecomandi? Sì, questi telecomandi, per metterli in uso, per cui ho visto che hanno apportato delle modifiche, per cui può anche darsi che mi esprimo male, nel senso che era un telecomando completo con trasmittente e ricevente. Lei in quella occasione con quale mezzo si è recato nella località che ha già indicato per prelevare? Ero in possesso quel periodo un fuoristrada Nissan Patrol di colore blu, di mia proprietà. Lei ricorda se quei 2 fratelli di cui ha parlato fossero già sul posto o fossero sopraggiunti dopo al suo arrivo? Quando noi
Quando noi siamo arrivati loro erano nelle zone vicinissime all'accesso di questa piccola fabbrica. Loro c'era Aiello con la sua macchina. Che macchina era? Queste altre due persone, l'Aiello aveva una Mercedes in quel periodo. Sì. E le due persone invece avevano un fuoristrada, se non ricordo male era un Mitsubishi. Ricorda il colore? Colore scuro. Lei sa se la vostra famiglia abbia richiesto ulteriori telecomandi ai catanesi? Sì, quel giorno stesso che siamo andati a ritirare questo telecomando, abbiamo anche riferito all'Aiello che ce ne servivano altri e se c'erano possibilità di farceli avere. A questa domanda mi ricordo che Aiello ci ha detto che c'erano un po' di problemi perché chi andava a comprare questi telecomandi addirittura si è pronunciato dicendo Roma, forse l'avrebbe comprato a Roma. Non si sente, vuole ripetere? Non si è capito nulla. Vuole ripetere l'ultimo periodo? Alla domanda nostra di procurarci altri telecomandi, l'Aiello ci ha risposto che c'erano problemi in quanto quando andavano a comprare questi telecomandi si dovevano esibire i documenti, per cui dovevano fare passare un po' di tempo. Dice che comunque non c'erano problemi per averne altri. Le è mai capitato in occasione di questi viaggi a Catania per incontrarsi con l'Aiello di essere controllato dalle forze dell'ordine? Proprio nel viaggio in cui siamo andati a prendere i telecomandi ci hanno fermato all'altezza, a metà strada fra Catania e Palermo, una pattuglia della polizia stradale che comunque si sono limitati a fare qualche domanda sul fuoristrada, ma non ci hanno controllato comunque. Sa se hanno annotato i vostri nomi? Non mi ricordo, so che hanno chiesto il mio documento sicuro, non so se hanno chiesto anche quello di Gioè, ma non so se l'hanno notato. Lei ricorda con più precisione la località in cui siete stati fermati dalle forze dell'ordine? Se non ricordo male all'altezza di verso Tremonselli, a metà strada, non ricordo, c'era un grande spiazzo adibito appunto a parcheggi, ma il posto preciso non me lo ricordo. E l'orario di questo incontro? Mi ricordo che è stato sulla tarda mattinata. Nella tarda mattinata. Ricorda qualcosa di particolare di questi agenti che l'hanno controllata? No, ho detto, ripeto, l'agente che mi ha fermato si è limitato a fare qualche domanda del fuoristrada, se era immatricolato autocarro, se pagavo tanto di bollo, ma non... Ecco, lei che tipo di fuoristrada aveva in quel momento? Aveva un Nissan Patrol immatricolato autocarro, per cui c'erano i due sedili con la griglia dietro i sedili e i telecomandi stavano proprio appoggiati al cruscotto. Di che colore era il suo mezzo? Ble metallizzato. Ble metallizzato. Ci può dire se tutto questo non è di ostacolo a esigenze di riservatezza connesse alla sua posizione di collaborante, il numero di targa, se lo ricorda e se ce lo può dire, se no niente. Non me lo ricordo, la targa non me lo ricordo di preciso. Comunque intestato a me quel periodo. Era intestato a lei? Sì, targata Palermo sicuro.
Quanto era targato non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Lei in quel periodo, cioè la sua posizione, lei aveva precedenti giudiziari, penali in quel momento? No, io fino alla data del mio arresto ero incensurato. Quindi al momento di questo controllo lei risultava incensurato? Ha sentito la domanda? Sì, ero incensurato. Incensurato. E il gioiello lei non ricorda se invece fu controllato? Non mi ricordo se ha esibito, se hanno chiesto il documento anche del passeggero, non mi ricordo. E a quel periodo, proprio perché noi qui non conosciamo bene la storia di Gioiello, a quel periodo il Gioiello era incensurato o risultava pregiudicato? No, era pregiudicato, aveva già subito una condanna. Si era pure fatto 8 anni di carcere tra il 79 e l'87-88. Tra il 79? E l'87. Lei sa se l'Aiello fosse o meno inserito nella famiglia catanese di Cosa Nostra? Mi ha riferito il Gioè che veniva appunto sia lui che Eugenio Galea per conto di Nitto Santapaola. Non so a quale famiglia in particolare faceva parte. Comunque veniva sicuramente a nome di Nitto Santapaola. Quando lei ha fatto riferimento alla presentazione che gli fu fatta di quel personaggio, di uno dei due fratelli, per così dire, che lei, se non ricorda male, si chiamava Filippo, chi le disse che si trattava della stessa cosa? No, ce l'ha presentato, ce l'ha presentato sia a me che al Gioè, ce l'ha presentato ritualmente. Chi? Come si usa, Chi? No, come no. si usa fare. Sì, dico, chi è che ve l'ha presentato? Enzo Aiello. Enzo Aiello. Lei ha fatto riferimento all'inizio appunto a questi contatti con Eugenio, anche con Eugenio Galea. Ci vuole dire quante volte lei ha avuto modo di vedere il Galea? Perché spessissime volte, veniva quasi sempre accompagnato, quando veniva ad Altofonte a parlare col Brusca, veniva quasi sempre assiduamente accompagnato cioè l'Aiello veniva accompagnato dal Eugenio Galea. Che significa? Lei dice l'Aiello era accompagnato da Galea. Venivano assieme, continuamente. Ecco, chi è che guidava il mezzo? Quando venivano con la macchina di Aiello, la guidava Aiello, quando venivano con la macchina dell'Eugenio Galea, guidava Eugenio Galea. Lei ricorda? Succedeva pure che Cosa? E guidava anche l'Aiello. Ecco, lei ha parlato con riferimento all'Aiello, se non sbaglio, di una Mercedes, e ricorda se è venuto sempre con questa macchina oppure ha utilizzato altre autovetture? No, ne cambiavano spessissimo macchine. Una con cui spesso veniva l'Eugenio Galea era una Suzuki Vitara a benzina. Una? Suzuki Vitara. Non ho sentito. Suzuki Vitara. Strada. Ed è venuto anche con altri mezzi oppure soltanto con questo tipo di... solo con questo fuoristrada? Cambiamo sempre, anche Mercedes avevano qualche altro tipo, altro colore alla Mercedes, comunque quasi più spesso con la Mercedes che guidava sempre Enzo Aiello, no? Una Mercedes 200 a benzina
scuro metallizzato. Con riferimento al Galea, ci sa dire se lo stesso era inserito nella famiglia catanese di Cosa Nostra? Come ho detto prima, venivano a nome di Nitto Santa Paola. L'Eugenio, quando veniva, si appartava direttamente con Brusca, o se c'era anche Bagarella, e parlavano privatamente. E l'Aiello? Anche. Dei due soggetti, cioè il Galea e l'Eugenio, il Galea e l'Aiello, lei ha potuto percepire sulla base di fatti precisi, voglio dire, non di impressioni, se avessero un ruolo analogo nell'ambito dell'associazione o se piuttosto uno dei due avesse un ruolo più importante, una carica più importante. Ha capito la domanda? Sì, ho capito. L'unica cosa che posso dire è, a parte che, ripeto, si appartavano quando dovevamo discutere di cose private, all'ultimo mi lasciavano capire che avrebbe riferito, per cui non si prendeva la responsabilità direttamente, sia l'Eugenio che l'Aiello. All'ultimo lasciavano pensare che ne dovevano parlare, dopodiché si dovevano rivedere. Sì, e questo lo capisco. Penso che non si prendevano responsabilità di iniziativa sua. Ecco, no, volevo dire, dei due, cioè dell'Aiello e del Galea, lei ha potuto accertare se uno dei due avesse un ruolo più importante, oppure per lei avevano tutte e due lo stesso ruolo? Ma sicuramente per le cose più importanti veniva di persona Eugenio Galea, che ne parlava direttamente con Giovanni Brusca. Cioè, da parte mia sono sicuro che per le cose più delicate ne parlava direttamente l'Eugenio con Brusca, direttamente. E di queste cose delicate lei non sa riferirci? No, posso portare l'esempio delle armi che le è venuto a chiedere l'Eugenio Galea, poi per ritirarsene è venuto Enzo Aiello senza Eugenio Galea. Ecco, a chiedere le armi, so che è venuto in un'occasione Eugenio Galea direttamente. A quali armi sta facendo riferimento? Parlando delle armi che abbiamo noi dato alla famiglia catanese, dopo che loro hanno subito il sequestro. Cioè quelle consegnate a Gullotta e ad Aiello? Sì, precisamente. Perfetto. Lei ha avuto a disposizione apparecchi cellulari? Sì. Il primo l'ho conosciuto in occasione che abbiamo comprato le armi a Teramo. L'ho conosciuto ma non l'ho preso subito. Ne ho parlato con Brusca e quando ha deciso di comprarlo, mi ricordo che già era settembre-ottobre. A parte quello apparecchio ne abbiamo comprato altri 3 a Palermo, per cui nel periodo della fine del 92 eravamo in possesso di 4 telefoni clonati. Ecco, il primo, lei ha detto, io le avevo chiesto se aveva a disposizione apparecchi telefonici cellulari, cioè lei ora mi ha parlato di 4 apparecchi clonati. Lei aveva anche un telefono cellulare, diciamo, genuino, legittimo? Io personale sì. Ricorda il numero di quel cellulare? 0337 46 37 77. E invece gli apparecchi clonati erano 4, mi pare di aver capito. I clonati erano 4. Ecco, ci dice un po' la storia di questi apparecchi clonati. Il primo, lei mi pare che abbia detto che lo aveva visto, lei ha detto l'ho visto a Teramo. Ci fa un po' la storia di questo apparecchio
cellulare? Io l'ho visto per la prima volta a Teramo e me ne ha spiegato la funzione lo stesso Gaspare Mione, la funzione di come avveniva la clonazione e dopodiché ne ho parlato con Brusca e ho riferito al Mione di farmelo avere e ci è arrivato dopo un periodo. Mi ricordo comunque che verso settembre poi ci è arrivato su telefonino. Volevo sapere come funzionava. Come funzionava? Come funzionava? Niente, intanto era un telefono comune che aveva fatto un lavoro all'interno del telefono, sicuramente un tecnico, e poi bisognava avere sia il numero di telefono che il numero seriale di un telefono, e il mio ne aveva una decina di questi numeri. E per mezzo del numero seriale e del numero di telefono si poteva accedere a una linea che non si sapeva di chi era, cioè almeno noi non lo sapevamo. Noi eravamo in possesso di numeri che con facilità li inserivamo nel telefonino. Cioè, mi faccia capire, avevate più possibilità di interferire su altre utenze e utilizzare altre utenze? Soltanto se eravamo in possesso sia del numero seriale che del numero telefonico, sono due cose che vanno abbinate. Ecco, e voi di quanti numeri seriali e di numeri telefonici eravate in possesso? Una decina di sicuro. E quindi cioè, sostanzialmente potevate usare, avevate 10 possibilità e così? 10 possibilità, sì. Sulla data di consegna di questo apparecchio è sicuro oppure si tratta di un periodo approssimativo? Io ho detto che sicuramente è arrivato molto dopo, in quel frattempo... Molto dopo rispetto al viaggio a Teramo? Dopo, di sicuro. Prima di quel viaggio non eravamo in possesso di telefoni clonati. Sì. Perché, ripeto, quella è la prima volta che parlavamo di telefoni clonati. Non ne avevo visti prima. Di sicuro dopo abbiamo avuto la possibilità, anzi il GEO ha avuto la possibilità di trovarne altri 3 che abbiamo trovato a Palermo stesso tramite il GEO. Per cui verso ottobre, ne sono sicuro, eravamo in possesso di 4 telefoni clonati. Verso ottobre? Con altrettanti numeri di telefoni. Ecco, lei non è in grado di dirci a chi fossero intestate le utenze, diciamo, genuine? No. Devo dire un'altra cosa, va bene. Lei ha anche fatto riferimento, quindi per concludere, l'ultimo suo incontro, per concludere con Galea ed Aiello, l'ultimo incontro che lei ha avuto ad Altofonte con l'Aiello e il Galea o con uno dei due, quando si è verificato? Dunque, con Galea molto prima. L'ultima volta, prima del mio arresto, è stato appunto uno degli appuntamenti subito dopo che abbiamo dato le armi. Cioè si sta parlando novembre-dicembre 92 e comunque prima del mio arresto di marzo. L'ultimo incontro con Aiello. Dopodiché io non l'ho visto più. Ed è avvenuto l'incontro di Catania o l'incontro di Altofonte? L'incontro per le armi è avvenuto a Palermo. A Palermo. A Palermo dove? Palermo è l'officina di Michele Traina, all'uscita proprio dell'autostrada venendo da Catania.
E quindi lei colloca questo incontro tra la fine del 92 e prima del suo arresto? Sì. E per quanto riguarda l'ultimo incontro con Eugenio Galea? Nell'ultimo periodo del 92, perché nell'ultimo periodo non l'ho visto più. Che poi c'è stato l'arresto di Torrina, allora niente, i latitanti usavano altre precauzioni, per cui io non l'ho più visto. Lei conosce tale Di Natale Giuseppe? Di Natale Giuseppe? No. Bastone Giovanni? Sì. Ha detto sì o ha detto no? Non ho sentito. Bastone Giovanni? Sì. Le ho chiesto di Bastone Giovanni. Di Natale Giuseppe? Di Natale ha detto Giuseppe? Sì. Di Marsala? Non sento, cortesemente deve rispondermi se conosce Di Natale Giuseppe e se conosce Bastone Giovanni. Giovanni è più sicuro di sì, Di Natale non ho capito, è di Marsala? Intanto mi parli di Bastone Giovanni. Bastone Giovanni, lo conosco. E chi è? Bastone Giovanni l'ho conosciuto in un'occasione in una villa a Mazzara del Vallo. È inserito in Cosa Nostra oppure si tratta di una persona... Famiglia di Trapani. Appartiene alla famiglia di Trapani. Sì. L'ho conosciuto in una villa a Mazzara del Vallo e in un'occasione dell'estate del 92 è stato lo stesso giorno che ho conosciuto a Rina Salvatore. E quel giorno il Bastone Giovanni è venuto in compagnia di un'altra persona con una macchina targata Torino, una Lancia Tetra, che comunque c'ha un occhio, il Bastone Giovanni c'ha un occhio, non so se di vetro, finto, strabico, comunque c'ha un difetto a un occhio. Ecco, quando lei dice appartiene alla famiglia di Mazzara del Vallo... non so se Mazzara del Vallo, perché l'ho conosciuto quando frequentavamo i trapanesi, per cui potrebbe essere di Marsala, di Mazzara del Vallo o delle zone là vicino. Ma ha qualche ruolo nell'ambito della famiglia oppure è soltanto così, appartiene alla famiglia e basta? Cioè ha qualche ruolo o qualche carica all'interno della famiglia? Non mi risulta. Lei ha anche parlato dei contatti con Santo Mazzei. Ecco, ci vuole dire quando lei ha conosciuto Santo Mazzei e quali sono state le occasioni dei suoi incontri con il Mazzei? A Santo Mazzei l'ho incontrato più volte, si parla sempre del 92, comunque di sicuro dopo maggio 92, dopo la strage di Capaci. L'ho visto più volte, l'ho visto sia a Mazzara del Vallo, in compagnia di un certo Salvatore, mentre era già latitante il Mazzei. L'ho incontrato ad Altofonte, è venuto a trovare Bagarella sempre nel 92. Mi scusi, un po' più forte. Era andato a incontrare chi? Tanto Matteo l'ho visto più volte, lei mi ha detto quante volte l'ho visto e dove l'ho incontrato. L'ho incontrato sia in una villa a Mazzara del Vallo, l'ho incontrato ad Altofonte e un'altra volta l'ho incontrato anche in quell'officina che ho parlato poco fa, che si trova a Palermo all'uscita dell'autostrada, nella zona di Bonagia, di proprietà di Michele Traina.
Ecco, ci vuole dire con chi si è incontrato? Spesso con un tale Salvatore, che è originario del Carafriddi, che però abitava a Nord Italia, assieme a Santo Mazzei, so che si spostava continuamente nella zona di Torino e Milano, sempre in quel periodo. Ecco, ci vuole dire in queste occasioni con chi si incontrò il Mazzei? Il Mazzei si incontrava spessissimo con Bagarella, era più amico di Bagarella, perché diceva Bagarella che si sono conosciuti in carcere e aveva molta fiducia al Mazzei, avevo tanta fiducia, tanto da chiedere in un primo momento allo stesso Salvatore, ripeto che è originario del Carafriddi, Bagarella aveva chiesto a Salvatore di metterlo in famiglia, di combinarlo. Di metterlo in quale famiglia? E in un primo momento aveva chiesto di metterlo in famiglia del Carafriddi, di cui Salvatore era rappresentante. In un primo momento. Sì, poi? Dopo parlando col Brusca, perché ho assistito a diversi discorsi, avevano stabilito di parlarne tramite il Nino Gioè, di parlare, non so con chi andava a parlare a Catania, di farlo mettere nella famiglia di Catania. Poi le risulta che esito ha avuto questa iniziativa? Sì, perché dai discorsi che in un primo momento il Gioè, dopo che si era recato a Catania per andare a chiedere questa cosa, gli era stata negata in un primo momento, dicendo che il Santo Mazzei era paesano suo, dicevano i catanesi, lo conosciamo abbastanza bene, e dicevano pure che non è degno di entrare nella sua famiglia. Non era? Perché non era degno di entrare nella sua famiglia, perché c'erano dei particolari della sua famiglia che non andavano bene. Al che il Bagarella si è opposto a questa decisione e ne ha parlato col cognato, con Totò Riina, e sono ritornati, questa volta c'è andato anche il Bagarella a Catania e gli hanno imposto di metterlo in famiglia a Catania. E venendo da Catania erano soddisfatti perché avevano ottenuto quello che volevano, cioè il fatto di combinare a Santo Mazzei a Catania. Ecco, chi andò a Catania? Io non ci sono andato, ma so che ci è andato il Gioè e lo stesso Bagarella. E non sa con chi si incontrarono? No, non lo so. Il Bagarella è ritornato soddisfatto dicendo che aveva ottenuto quello che voleva. Ricorda l'epoca di questo viaggio e dell'esito di questo viaggio? Siamo fine estate 92, siamo settembre-ottobre, tutto si svolge nell'arco di quei 6 mesi. Lei ha detto di averlo incontrato anche ad Altofonte. Il Santo Mazzei un'altra volta si è recato anche lui ad Altofonte, lui da solo. Si è incontrato con Bagarella che non so cosa dovevano discutere. Ho assistito soltanto a un colloquio, ero presente io, Gioia Antonino, Giovanni Brusca e Bagarella. Quella volta è venuto il Mazzei da Catania, è venuto con una macchina, una Mini Minor targata Catania di colore verde chiaro, quella volta, è venuto appositamente per parlare con Bagarella. Il colloquio in cui ho assistito io è stato il fatto che
ho assistito al colloquio che il Santo Mazzei riferiva a Bagarella che aveva provato a dare fuoco a un museo a Firenze che comunque non sapeva i risultati. Gli ha chiesto il Bagarella come mai non si è sentito niente in televisione, lui ha detto che forse per nascondere la notizia. Comunque questo discorso io non l'ho capito bene, quello che ho potuto capire è questo. E questo fatto rispetto a quel viaggio in esito al quale il Bagarella si considerava soddisfatto, nel senso appunto di aver inserito nella famiglia catanese il Mazzei, questo viaggio che avrebbe fatto a Firenze è prima o dopo? Ma il fatto può anche essere prima, comunque a me ritualmente è stato presentato in quell'occasione. È stato Ritualmente in quale occasione le è stato presentato? In questa occasione qua. In questa occasione di Altofonte? In cui il Mazzei si reca ad Altofonte soltanto per incontrare il Bagarella. In quell'occasione mi dice che fa parte di Cosa Nostra e c'era tanta soddisfazione, nel senso che era riuscito a farlo mettere in famiglia, dicendo che c'era qualcuno che era contrario, ha fatto intendere il Bagarella, c'era qualcuno che era contrario, però lui ci è riuscito a fargli cambiare idea. Quali fossero le... Ho saputo che avevano messo... Stava dicendo? Ho saputo che avevano messo il Mazzei in famiglia a Catania. Vuole ripetere, mi scusi, quest'ultimo... In quell'occasione del Santo Mazzei che si è recato ad Altofonte, sì, mi è stato presentato ritualmente e da parte di Bagarella c'era tanta soddisfazione e da parte di Santo Mazzei c'è stato un senso di ringraziamento nei confronti di Bagarella, il quale anche contro la volontà dei catanesi aveva fatto mettere in famiglia il Santo Mazzei. Lei sa quali fossero le ragioni originarie di contrasto con i catanesi per cui ci sarebbe stata questa certa così difficoltà a farlo entrare nella famiglia catanese? Sì, il Santo Mazzei dice che apparteneva a una famiglia di poco buona, a parte che abitava in un quartiere brutto di Catania e aveva avuto qualche problema in famiglia, non so se era problema di donne, cose varie, e addirittura mi sa che c'era in famiglia c'era pure qualche collaboratore, anche se lontano parente. Comunque no, questa era la lamentela da parte dei catanesi, che per loro in un primo momento non stava bene il fatto che Santo Mazzei dovevano mettere in famiglia, addirittura forse apparteneva in passato a una famiglia che contrastava il Santa Paola. Queste sono le cose che ho sentito tra il Gioè e il Bagarella. Lei ha avuto modo di contattare mai telefonicamente il Mazzei? Telefonicamente sì, l'ho contattato una volta che avevo un appuntamento telefonico urgente, ero anche in possesso già di un telefono clonato, ma siccome quella sera intanto mi trovavo sul traghetto Palermo-Napoli, appunto stavo andando a nord, e avevo difficoltà a comunicare col telefono clonato, perché forse magari il proprietario effettivo del numero se n'era accorto e forse aveva fatto staccare, per cui per forza maggiore ho dovuto chiamare dal mio telefonino, per cui poi dai tabulati mi è uscita una telefonata, appunto quella telefonata che ho fatto a Mazzei quella sera. Ricorda il periodo? Il periodo siamo sempre a fine estate, sempre 92. Del 92. Le ricorda se questa telefonata avvenne di mattina, di sera? Sera, perché il traghetto da Palermo parte alle 8:30, comunque dopo essere partito da Palermo. E ricorda
le ragioni... No, voglio dire una cosa, non so se poi il giorno dopo ci ho provato, essendo in giro in macchina a Nord Italia, non so se ci ho provato poi di nuovo. Può darsi pure che uscirà qualche telefonato il giorno dopo di mattina. Con chi? Non ho capito. Ah, ci ha provato di nuovo a chiamarlo. Sì, l'indomani mattina, sempre dal mio cellulare, quello intestato a me. Non ricordo se ricorda... l'ho trovato a quell'utenza che avevo io, l'ho trovato la sera o poi la mattina, non posso essere preciso. Ricorda le ragioni per le quali si era recato, cioè ha telefonato al Mazzei? Mazzei ci dovevamo incontrare a Nord Italia intanto per trovare delle armi, altre armi, cosa che poi non è avvenuta comunque, perché poi dal colloquio telefonico ho capito che lui si trovava giù a Catania e che comunque io mi trovavo per lavoro a Nord Italia. Stavo continuando a lavorare, che avevo dei mezzi che lavoravano a Reggio Emilia. Le armi servivano a voi, diciamo, palermitani oppure al Mazzei? Sì, no, servivano a noi. E quindi lei telefonava al Mazzei per trovare un canale oppure... Il canale già lui l'aveva, perché è stato dopo l'incontro che ho avuto con Bagarella. Proprio in quell'incontro mi ha lasciato questo numero telefonico, che è il numero telefonico di un telefonino, dove io potevo rintracciarlo a qualsiasi minuto. E noi palermitani, tramite il Mazzei, dovevamo comprare altre armi. Lei ha fatto riferimento a questi incontri avvenuti a Catania con l'Aiello unitamente ad Antonino Gioiè. Vorremmo sapere ora da lei sa se il Gioiè, senza la sua presenza quindi, si sia recato altre volte a Catania? Sì, sicuramente sì. E come fa a dirci sicuramente sì? Ce lo spieghi? Perché spesso mi diceva, io mi curavo altre cose e lui spesso mi diceva dovevo andare a Catania per andare a parlare, per andarsi a incontrare con lo stesso Aiello, con Eugenio o anche con altre persone. Non mi raccontava il motivo specifico perché andava. E posso dire un fatto specifico che poi mi ha raccontato, il fatto di Costanzo, che è avvenuto il giorno dell'arresto dei Torrini, il 15 gennaio del 93. Il fatto specifico riguardava appunto il presentatore televisivo Costanzo, che dopo aver assistito alla trasmissione di Maurizio Costanzo la sera dell'arresto o il giorno dopo, dove lui, il Costanzo, era contento dell'arresto che era avvenuto a Palermo di Torrina, ha pronunciato anche una frase dicendo che se beveva alcol quella sera si sarebbe ubriacato, e fu a quel punto che il Bagarella, eravamo in compagnia del Bagarella del Brusca, ha detto che siccome in quei giorni il Gioiè doveva recare a Catania per altre cose, in occasione doveva chiedere, mi ricordo che poi è venuto a dire che ne ha parlato con Pulvirenti, se c'era possibilità, se i catanesi avevano possibilità di colpire il Costanzo a Roma, e questo è uno dei fatti che mi ha poi raccontato Gioiè. E innanzitutto lei ha parlato di Pulvirenti, chi è questo Pulvirenti? Pulvirenti detto Malpassoto, che io comunque non conosco. E il Gioiè le ha raccontato l'esito di quell'incontro con il Pulvirenti? Mi ha raccontato in particolare che aveva conosciuto appunto Malpassoto e
che gli avevo detto subito di sì per quanto riguardava colpire il Maurizio Costanzo, che non c'erano problemi e che avrebbe provveduto appena possibile. E poi ho saputo altro di questa storia? E mi ricordo poi l'ho saputo che eravamo in carcere nella stessa sezione a Reggio Emilia e niente, io sono stato arrestato il 23 marzo, il fatto è poi accaduto a maggio e ho sentito niente, il Gioè che era contento di questa cosa che era avvenuto e mi ha soltanto mandato a dire che tramite Benenati Simone, che si trovava in una cella intermedia, mi aveva detto che la cosa era riuscita, anche se è riuscita male, dice. Come si chiamava la persona che ha fatto da tramite per questa comunicazione? Benenati Simone, di Alcamo, provincia di Trapani. Io lo conoscevo da prima, sia io che il Gioè. Ecco, lei dove è stato arrestato? Io sono stato arrestato a Milano. E il Gioè? Il Gioè a Palermo 5 giorni prima, 4 o 5 giorni prima. Sa dove esattamente, in quale casa è stato arrestato il Gioè? È stato arrestato, fuori, in via Regione Siciliana, comunque era pedinato da molto prima, anzi avevamo pure una microspia messa nell'appartamento dove vivevamo quel periodo da latitante, se possiamo dire da latitante. E ricorda la strada? In via Ughetti a Palermo. E lei in questa casa di via Ughetti c'è stato? Via Ughetti ci sono stato io per circa, dopo l'arresto di Rina, fino alla data del mio arresto, anche se mi alternavo perché andavo spesso a Nord Italia. Andava spesso? Sto parlando. Mi scusi, andava spesso? Al Nord Italia. Al Nord Italia. Al Nord Italia. Ecco, ci vuole dire... Per cui il periodo è dopo l'arresto di Rina, dopo il 15 fino al 23 marzo. Quindi dal 15 gennaio, l'arresto di Rina di che epoca è? 15 gennaio 93. Quindi dal 15 gennaio 93... Verso l'8 marzo, sì, verso il 7-8 marzo ci hanno messo le microspie nell'appartamentino e... dove hanno ascoltato quei discorsi che poi... Questo come fa a sapere che le hanno messo le microspie? Io ho saputo dopo che me ne hanno arrestato, che erano state messe le microspie in via Ughetti. E quando sarebbero state messe, in che periodo le microspie? Se non ricordo male il 7 marzo. Dal 7 fino alla data della mia partenza per me a Milano, di Gioè fino a quando mi hanno arrestato. Ecco, lei ricorda di che cosa avete parlato in quel periodo? Chi c'era nella casa oltre lei e il Gioè? C'erano altre persone o eravate? Naturalmente a trovarci qualcuno, ma niente di importante, non amici comuni. Ma in quel periodo eravate latitanti oppure... Dopo l'arresto di dottor Rina e quando si è saputo che Balduccio Di Maggio stava collaborando con la giustizia, ci siamo allontanati da Altofonte. Altofonte dista dalla via Ughetti un 15 km e ci siamo allontanati dal paese in attesa che cercavamo di capire che cosa stava succedendo, per cui vivevamo allontanati dal paese, ma non latitanti a tutti gli effetti. Cioè spontaneamente vi eravate nascosti? Sì, infatti. E ricorda in questo periodo, quindi sostanzialmente se lei viene arrestato poi, è stato arrestato a marzo, in quale giorno del marzo? 23. Il 23. È così? Sì, 23 marzo. 23 marzo. Lei ha detto che ha saputo dopo che questo servizio di intercettazioni aveva avuto inizio l'8 marzo.
Quindi sì, dopo subito, perché la mia prima custodia cautelare era dovuta proprio sia alle dichiarazioni sia alle intercettazioni ambientali di Giochetti, per cui era sul mandato di cattura, l'ho saputo subito. Ecco, no, voglio dire, lei ricorda di che cosa parlava in quel periodo, di che cosa ha parlato o di che cosa vi siete reciprocamente confidati in quel periodo in cui lei si trovava in via Ughetti assieme al Gioia? Nella custodia cautelare, nel mandato di cattura c'era qualche frase che noi avevamo pronunciato. Dopo che io ho iniziato a collaborare, si parla del novembre 93, abbiamo perfezionato, ho risentito le bobine, ho perfezionato quello che avevamo detto nelle intercettazioni ambientali. Che significa ha perfezionato? Perfezionato nel senso, siccome la voce era mia, cercavo di si sentivano male le bobine, per cui ho dato un senso ai discorsi che magari si erano interpretati male. Ho capito. E lei ricorda quindi il contenuto di queste conversazioni, diciamo le parti principali di queste conversazioni, per la parte che riguarda ovviamente, se ce n'è, rapporti con Catania? In particolare tutta la trascrizione non la ricordo. Se lei mi chiede, so che dopo la mia partenza a Milano il Gioè ha confidato dei suoi viaggi a Catania a una persona che viveva da latitante nello stesso stabile, cioè in un altro appartamento sempre in via Ughetti, a un tale, non ricordo il nome, a una persona che era, comunque non aveva niente a che fare con Cosa Nostra, era un rapinatore che Gioè aveva conosciuto in carcere anni prima, quando era in carcere a Civitavecchia, e gli stava confidando dei suoi viaggi a Catania, ma comunque non ero presente io. Lei della famiglia catanese di Cosa Nostra, oltre queste indicazioni che ha dato oggi sulla base di questi suoi viaggi a Catania, di questi suoi incontri con l'Aiello, con il Galea e con il Mazzei, dico, altre indicazioni su personaggi, sui ruoli nell'ambito della famiglia, è in grado di dirceli? No, io, a parte quelle persone che ho elencato, non conosco più nessuno di terreno. Ne ha sentito parlare attraverso questi dialoghi con... Ha sentito? Un attimo, che no, sto ricordando che quando mi trovavo in carcere a Rebibbia, di fronte a me c'era... Quindi questo prima della sua collaborazione? Sì, prima. C'era un certo Pino Razio, che era condannato all'ergastolo proprio nella cella di fronte a me a Rebibbia, e accanto, assieme al Benenati Simone che poco fa parlavamo, assieme alla stessa cella, c'era il genero di Pulvirenti, Malpassoto. Sa come si chiama il genero? Grazioso, sì, Pippo Grazioso, che ho conosciuto comunque in carcere, e basta, e poi di Catania non conosco più nessuno. Ecco, ma in quel periodo lei non era collaborante, gli altri due erano collaboranti? No, quel periodo no. Che mi risulti no, erano in cella di fronte a me, ma non... Lei ha mai fatto confidenze sul suo ruolo in Cosa Nostra al Grazioso o al Pino? No, soltanto vabbè, che poi siamo pure usciti all'aria assieme, si accennava così, anche perché in carcere, anche facendo parte anche della stessa cosa, si evita sempre di parlare. C'è stato soltanto un accenno sia da Grazioso che da Pino Razio, il fatto che avevamo un amico comune a Catania, cioè l'Aiello,
sia dell'Aiello sia dell'Eugenio Galea. Così si parlava del più e del meno e niente, si diceva il fatto che conoscevamo all'Aiello e alla Galea, niente di particolare. Lei ha mai sentito parlare nell'ambito della sua organizzazione, cioè nell'ambito appunto di questi rapporti con i catanesi, ha mai sentito parlare di Rannisi Giuseppe? O Rannisi? Girolamo Rannisi, voglio dire. No, che mi ricordo no. No, che mi ricordo no. Ecco, di Piero Puglisi? No, non c'è motivo, non abbiamo mai parlato. Ecco, ora le volevo chiedere di alcuni personaggi, diciamo, palermitani. Lei ha mai conosciuto tale Albamonte Paolo Francesco? No. Ha mai conosciuto tale Maniscalco Paolo Francesco? No. Conosce qualcuno che si chiama Romano Angelo? Sì, Romano Angelo sì. Chi è? Romano Angelo è il fratello di Paolo Romano, è parente di Giovanni Pullarà, di Santino, che è il figlio di Santino Pullarà, di Angelo Romano in particolare sempre nel periodo fine 92, tramite il Santino Pullarà, che era parente dell'Angelo Romano e del Paolo Romano, ci ha fatto sapere che c'era, non ho capito mai bene se era, mi sa che era un carabiniere o un poliziotto, che comunque che veniva dalla questura, comunque che veniva da Catania, era un carabiniere molto disponibile, che poteva farci avere delle notizie appunto da parte della questura. Se era carabiniere? I contatti... Dico, era carabiniere o poliziotto? Posso essere preciso perché su questa cosa non ci siamo mai soffermati, so che era comunque una persona che poteva sapere quando dovevamo fare delle operazioni, quando c'erano dei mandati di cattura. I miei contatti erano esclusivamente con Angelo Romano, ci andavo a parlare io direttamente e una volta mi ha accennato che appunto questo carabiniere o poliziotto che sia faceva servizi a Catania e mi diceva che era molto disponibile con i catanesi. Una volta trasferito qua a Palermo poteva dare notizie per quanto riguardava appunto, ripeto, mandati di cattura e operazioni varie, almeno che poteva sapere. Il tramite era appunto, non l'ho mai incontrato, non l'ho mai conosciuto, ma comunque il tramite era Angelo Romano. Lei sa qualche notizia in particolare che avete saputo o avete trasmesso ai catanesi, acquisita sulla base delle indicazioni di questo appartenente alle forze dell'ordine? No, sicuramente da parte cose che potevano interessare ai catanesi non mi ricordo, non mi risulta. Per quanto riguarda noi di Palermo, spesso mi faceva avere degli elenchi con dei mandati di cattura che erano pronti, ma comunque che spesse volte non risultavano a verità. Era un modo per chiedere soldi, perché spesso gli davamo dei soldi, era quasi uno stipendiato, almeno per quel periodo che l'abbiamo frequentato. Ma niente di particolare che io ricordi per i catanesi. Ecco, mi scusi, forse l'ha detto, glielo chiedo di nuovo, in che famiglia era inserito il Romano Angelo?
Romano Angelo non faceva parte di nessuna famiglia, era soltanto parente di Santi Pullarà. Santi è il padre Giovanni Pullarà. E Giovanni Pullarà che carica ricopre nell'ambito di Cosa Nostra? Ricopre una carica oppure no? Prima era capomandamento a Santa Maria di Gesù, prima di arrestarlo. Quindi Palermo? Di Palermo, Santa Maria di Gesù di Palermo. Poi ha preso il posto Aglieri. Niente, era parente di Santino Pullarà, che era molto vicino, che poi Santino Pullarà, il figlio di Giovanni Pullarà, era molto vicino a Giovanni Brusca. Ho capito. Lei sa se ci fossero rapporti tra Romano Angelo e Antonino Gioiè? Sì, c'erano rapporti come li potevo avere io. Spesso ci andavo da solo in compagnia di Gioiè, erano stessi rapporti che potevo avere io, facevano da tramite. Cioè faceva da tramite tra chi? Io facevo da tramite fra Angelo Romano e Giovanni Brusca. Tutto quello che mi diceva i discorsi io facevo avere a Giovanni Brusca. I discorsi tramite Gioiè. I discorsi che faceva tramite Gioiè. I discorsi che faceva chi? Mi scusi. I discorsi che portava su carabinieri o poliziotto che sia, tramite Angelo Romano me li faceva sapere a me o a Gioiè stesso e noi lo facevamo sapere a Giovanni Brusca. Lei, mi scusi, sa se il Romano avesse rapporti, il Romano Angelo avesse rapporti con Catanesi? Ma non lo so soltanto di un viaggio a Catania che ha fatto il Gioiè in compagnia di Romano Angelo e il parente Santino Pullarà, ma non so per che cosa. E questo chi gli era riferito? Ha detto il Gioiè. Siamo sempre nel periodo prima dell'arresto, prima dell'intercettazione, tra gennaio e marzo. Appunto mi ha raccontato che una mattina sono dovuto recare a Catania, ma per che cosa non lo so, non mi è stato detto. Non ho altre domande, Presidente. Controesame? Presidente, noi le segnaliamo l'esigenza di 10 minuti di pausa. Allora facciamo 10 minuti di pausa, signor Giammarini, se vuole oscurare il collegamento. Se si vuole alzare il signor La Barbera, se vuole rimanere non c'è bisogno. Stiamo comodi, prego. Presidente, sì, volevo fare una comunicazione. Tenendo conto che non conosciamo ancora bene l'esito delle citazioni dei testi di oggi pomeriggio 31 maggio